Servono posti per i nuovi arrivi di migranti. Gli sbarchi continuano nella provincia di Padova, si deve preparare. Nei prossimi giorni dovrebbe essere convocato un tavolo in prefettura con tutti gli attori coinvolti nei progetti di accoglienza, comuni e cooperative. La situazione, come prevedevamo, sta peggiorando in termini sia di quantità. I numeri degli sbarchi sono sotto gli occhi di tutti. Si sapeva che con il caldo i sbarchi sarebbero aumentati. Da questo punto di vista registriamo che stiamo parlando ancora nuovamente di emergenza ormai da oltre 10 anni e francamente la cosa ci lascia molto perplessi, perché si sapevano che questi sbarchi sarebbero aumentati, si potevano organizzare in maniera molto più diversa e anche più proattiva rispetto alle risorse che i territori ormai possono dare, e tutto quello che era la macchina organizzativa che ormai è già in moto da tantissimi anni. Serve creare una rete per una situazione che non deve essere più considerata un'emergenza. Si tratta semplicemente di cercare di alimentare le diverse risorse, i soggetti del terzo settore, le associazioni di volontariato, gli enti locali, insieme con le prefetture, per governare quella che secondo noi non è più un'emergenza, ma è un fenomeno strutturale. Categorie economiche si dicono contrarie ai grandi hub, ma dall'altro lato i sindaci, soprattutto quelli della Lega, dicono no anche alla microaccoglienza, che però, secondo le cooperative, rappresenta la via da intraprendere. Attraverso una integrazione nel territorio si riesce a superare quella prima fase di difficoltà che è tipica di qualsiasi territorio, sia nazionale ma anche europeo. Nella seconda parte è necessario a questo punto trovare quell'integrazione attraverso il lavoro. Oggi c'è qualsiasi categoria di lavoratori professionale che sta chiedendo a questo tipo di realtà situazioni lavorative, personale da qualificare, che possa entrare nelle fabbriche a lavorare dove sappiamo che c'è una richiesta fortissima di manodopera. Al di là di quello che possono pensare i vari politici o anche i vari sindaci, noi cerchiamo sempre di favorire un percorso che sia di dialogo costruttivo attraverso i quartieri, attraverso anche le voci delle famiglie, e di sensibilizzare le autorità e gli enti locali affinché prendano in mano questo tipo di situazione e insieme collaborino, perché veramente si riesce attraverso la collaborazione a risolvere problemi che prima erano francamente molto più difficili.